che se canti da solo fanno sempre in allegria, canta, canta Lombardia, e cantiamo in compagnia alla pianura padana fino alla Val Brembana. Cioè, non ho capito. Vabbè, la stiamo ripassando. Basta, adesso poi torniamo alle cose serie. Ok. Allora, Marcus Nadin. Marcus, ricordiamo anche dai, diciamolo, tu sei un autore anche del tuo libro, Sì, non lo diciamo sì, mai. sì, Hai sì, scritto lo un diciamo libro proprio. bellissimo che parla Sulla della storia. musica, la storia della musica. La storia della canzone italiana dal 1800, che poi ci sono anche dei pezzi del 1600, ma comunque dal 1800 al 2000. Quindi è raccontata in termini storici, quindi il perché, il per come è stata scritta, tanti aneddoti, tanta storia, proprio perché ogni canzone, se è raccontata nel suo contesto socio-culturale, oltre che di curiosità, se ne apprezza di più il valore. Cioè, ti rendi conto cosa Devi- deve subire la nostra Nadine? Un cervellone del genere. Io già lo vedo la mattina col caffè, amore, ti ho preparato il caffè. Perché questo è socioculturale, Perché il caffè in grano- questa società così distorta, in qua, mamma mia, Ecco, ho no. paura io. No, che Io ho paura, estremisti. Nadine, ti Faccio anche capisco, cose amore, allegre. ti oramai la mia capisco. croce. ti capiamo. Poi Infatti diciamo perché- anche che il nostro Marcus, al di là che Nadine è preparatissima, perché spazia appunto dalla musica leggera e poi alla lirica, quindi una gran voce, molto... Spazia. Non vi Spazio piace? con la voce sì nei Giustissimo. vari generi. Sì, sì, è Giustissimo. Ma cosa avete giustissimo stasera? il termine. Sto cercando di essere all'altezza di Marco. È giustissimo il Sto cercando termine. di usare i termini che usa Marcos. Se vuoi ti parlo anche un'altra lingua, il russo? Russo? Dai, parla il russo. Говорим по-русски. Добрый вечер, все друзья, русская друзья, как это смотрите, Ломбардия, привет, добрый вечер. Добро пожаловать. Francese. Bonsoir à tous les amis, et mesdames et messieurs qui sont ici à écouter Lombardie qui chante. Bienvenue à tout le monde. Foggiano. A questo punto il cinese, no? Però ho imparato una parolina Ho in mal di cinese. testa, io ti Ho capisco. imparato una cosina in cinese. In cinese? Wan Shan Hao Su Yo Jansu Pagno. Ecco. Buonasera a tutti gli amici cinesi. Ma vuoi Cinese. aprire un negozio cinese che stai imparando anche tu il No, il cinese? mio parrucchiere è cinese, gliel'ho Ah, ho chiesto. capito, mamma mia. Loro di solito parlano in Nadine. cinese fra di loro. Sì, non si capisce niente. Nadine, amore. E oramai mi devo capisco. rassegnare. Faccio un passo indietro. Ti capisco, capiamo, Nadine, ti ti capiamo. capisco, Lo ti so capisco. che mi capite. E qui abbiamo scelto un brano con Un bacio a mezzanotte. Wow. Che in Giusto? cinese Giustissimo. si dice? Che in cinese si No, dice cinese Un non bacio lo a so. mezzanotte. Lo faccio mezzanotte. Bacino a mezzanotte. È sardo. Cos'è? Un bacino a mezzanotte. Ma vado via in Cin tema. cin. Guarda, Cin cin. Marcus e Nadine. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare.
Marcus Nadine, che meraviglia, che meraviglia. Che voci. Che vus, dai. Vai. Complimenti, Complimenti, Marcus. bravissimi. Complimenti, bravi, Nadine. bravi. Ciao. Ciao.